Buonasera a tutti, sono Laura Stabile e segretario regionale della NAO Arcomed, un'associazione sindacale di medici e degli dirigenti sanitari. Ringrazio il comitato di questo invito, per questa occasione di confrontarci, mi spiace che non sarete presenti di persona. Allora, vi porto qualche spunto delle osservazioni che il nostro sindacato ha fatto e sta facendo ancora sulla riforma sanitaria regionale. La prima pagina della presentazione, in queste 5 righe noi un anno fa, più di un anno fa, già ne riassumevamo quello che poi si è verificato. In pratica la sanità regionale dei tagli iniziati, definizioni di inizio, dei tagli di postiletto e dei tagli elevati e tendenzialmente invece di territorio tutto va a inventare. Infatti il rischio, che è un po' quello che sta verificando, è proprio quello di ridurre drasticamente l'assistenza sanitaria e ospedaliera, quindi la nostra regione è sempre stata buona, a fronte del fatto di un territorio che ancora non è in grado di far fronte ai nuovi compiti. La pagina 2, qui sono illustrati i tagli ai posti letto. La tabella che è stata data alla regione e corrisponde a una delibera della giunta regionale del 30 dicembre 2014. Allora, delle prime colonne che sono i posti attuali, gli amministrativi e i posti letti previsti. La colonna iniziata in giallo riporta i tagli, però i tagli totali, vedete totali 186 posti ordinari e 176 dei hospital. Invece le differenze reali poi sono maggiori, nel senso che c'è un aumento dei posti di riabilitazione, però i posti letto per acuti negli ospedali calano nelle divisioni regionali di 579 unità, quindi sostanze le dimensioni di un ospedale. La pagina numero 3. Sì, prego. Del maggio 2015 prevede la soppressione di 80 strutture complesse ospedaliere che corrispondono circa un 30% del totale, circa 280 attuali. Pronto, sentite? Sì, la sentiamo. Dei dati precisi in modo che potessimo confrontare questi tagli con le strutture attualmente esistenti. Quindi il dato che abbiamo in sostanza è quello fornito dall'assessore alla data di informazione. Per quanto riguarda invece il potenziamento del territorio, la pagina 4 di Esera, ci siamo chiesti già quella volta, 3 anni fa, se realmente si trattasse di un potenziamento attuabile o quasi un libro di sogno. E qui c'è l'esempio delle organizzazioni funzionali territoriali, che sono le associazioni dei gruppi clinici di base, e come si può vedere sono previste per un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 30.000. La pagina 5 che c'era, poi di centri primaria. Sono dei centri, quelli che meno sappiamo, comunque sono previsti a un numero di 1 tra 20 e 30.000 abitanti. Questi centri dovrebbero in sostanza far fronte alle chiusure di posti degli ospedali. E è previsto che le prestazioni di medicina generale, cioè di medicina di base, prestazioni di domiciliari ambulatoriali, specialistiche anche, come una diagnostica strumentale di base, col punto prelievo, con servizi di prenotazione per gli amministrativi. Ovviamente non tutti questi servizi, ma l'assistenza necessaria dovrebbe essere garantita da questi centri nell'arco delle 24 ore, 7 giorni in settimana. La numero 7 che c'era. Questo significa appunto software un libro di sogni. Un centro previsto ogni 20-30.000 abitanti, il che significa 40-60 centri con comunque una quota personale che lavora delle 24 ore previsti per legge regionale in tutto più di Friuli. Su questo non c'è stata nessuna stima dei costi, quindi ci sembra poco probabile che questo possa essere realizzato in tempi brevi. Non c'è stata nessuna indicazione organizzativa, come tutti questi sportelli aperti in ogni angolo della regione avrebbero potuto evitare e prevenire il ricovero ospedale. E di fatto quindi questi centri restano preso pochi o quasi nessuno.
Però, esatto, sì. Però in questa riforma che dice che si deve basarsi su dati oggettivi, abbiamo trovato spesso dei dati non esatti che non corrispondevano a quello che diceva noi. Quindi ho portato una scritta, piacere, ho riportato una tabella che viene dall'applicazione, dalla presentazione che è stata fatta dalla giunta regionale del disegno di legge 59, che era quello che prendeva alla legge del fondo regionale 17. Allora, se guardate, abbiamo la prima colonna l'assegno di pronto soccorso, questo riguarda gli accessi di pronto soccorso. Poi, le successive tre colonne, 2011, 12 e 13, si riferiscono al numero di accessi all'anno negli impianti di pronto soccorso. Su tre ultime colonne, 2011, 12 e 13, sono riportati il numero medio di accessi di pazienti al giorno per ogni pronto soccorso. Però, se vedete, sulle colonne 2013 c'è un asterisco e sotto c'è la nota che dice dati di gennaio a 31 ottobre 2013. Quindi il totale, quello che cerchiate in giallo, è il 2013, è 389 pazienti. Ho sbagliato le date. Allora, se guardate nell'ultima colonna, dove è riportato come livello di pazienti, quello che è stato erroneamente calcolato dividendo i dati da gennaio al 31 ottobre per 365, facendo risultare erroneamente basso ridotto precedente il numero di accessi al pronto soccorso. Perché adesso correggendo le giornate da gennaio a ottobre il totale andava diviso per 304 e il risultato dimostra che anche per quanto riguarda il tema dell'emergenza, anche qui secondo noi è stato mancato un obiettivo per migliorare il soccorso della sanità regionale. Su questo l'unica cosa che volevo fare attenzione è questo famoso indice di rischio individuale da un'emergenza. Su questo indice la Regione non ha presentato alcun riferimento bibliografico, cioè se un intero sistema sanitario, se la gestione dell'ambulanza deve basarsi su un calcolo matematico, come la Regione più volte ha dichiarato, almeno che sia un dato sicuro, controllato, sostenuto da una letteratura scientifica. Noi non siamo riusciti a trovare alcun riferimento bibliografico né la Regione l'ha citato al presentato. Però però anche per questo indice è stato fatto, riassumo, come ci sentiamo male, è stato fatto un arrotondamento con una sottostima, per cui in pratica, anche volendo prendere questo indice affidabile, risulta è stato fatto un calcolo che stima alla fine la necessità di più del 20%. La 10, se la vedete, non la commento se sentiamo male, però riporta i mezzi digitalizzati per fare un confronto tra la nostra regione e i specializzati in tempo auxilico-cliniche e ambulanti non medico a bordo. Riporta un confronto tra la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la regione Friuli-Venezia Giulia. Penso che guardare la tabella dice già tutto. In una regione con poco più di 3 volte gli abitanti, i mezzi di testa sono 44, da noi 6 per l'Emilia Romagna. Per le Marche, con 200.000 abitanti più della nostra regione, ci sono 31 medico bordo e appunto la nostra regione sono solo 6. Questo dà un'idea della ristrettezza, diciamo, dei danni che sono stati operati e come scritto oggi anche il programma di soccorso, il fatto che il soccorso probabilmente sarà una garanzia di incremento, di miglioramento dell'assistenza territoriale e tutto quello che è di miglioramento che è stato dato a livello di soldi. Posso fare un'ultima riflessione?
ringraziamo la